Buonasera e benvenuti dal Pala Don Bosco, un saluto da Sportisili e Davide Sgroi. Partita valevole per la 13ª giornata, ultima giornata del girone di andata di questo campionato di Serie C1 Futsal, partita fra i padroni di casa del 3M e la Vigor San Cataldo. Andiamo a leggere rapidamente le due rose a disposizione delle due squadre, con il 3M che presenta Virruso in porta, poi affaticato Calvaruso, Palazzotto, Fuschi, il capitano, poi Cottone, Delisi, La Rosa, Nicolosi, Runfolo, Accetta, Ricotta, tutti a disposizione di mister Claudio Calandra. Risponde la Vigor San Cataldo con Polizzi, poi Alessi, Granatiere, Scalzo, Niccoli, Alessi, Toscano, Macaluso, Tacito, Agnello e Anzalone. Partita importantissima ambo le parti, perché la Vigor San Cataldo è appena 2 punti dalla zona playoff. 3M invece in terza posizione, alle grinfie dell'Atletico Palermo e del Palermo Calcio a 5 per andarsi a prendere le zone che contano, soprattutto quella prima posizione che è lontana soltanto 6 lunghezze. Attenzione però agli ospiti che già qui in questo campionato, in questo girone d'andata, hanno conquistato un bel punto fuori casa proprio contro il Palermo Calcio a 5, e allora ci aspettiamo una grandissima partita all'insegna dell'equilibrio. Maglia bianco e granata per gli ospiti e la solita maglia nero-verde invece per i padroni di casa. Il quintetto titolare del 3M composto da Virruso in porta, poi La Rosa, Cottone, Calvaruso e Ricotta. Vigor San Cataldo che invece dà adesso il primo tocco per iniziare questo match con il giro palla e subito il pallone verso il capitano Alessi, che sposta sulla Rosa. Calcio di azione. Sono già partiti a 2000 gli ospiti, che non vogliono sicuramente essere soltanto delle figure di contorno oggi, ma vogliono sicuramente prendersi invece le posizioni che contano là sopra. Vogliono essere i personaggi principali di questo match e di questo campionato. Qui però la palla viene persa in fase difensiva. Cottone la gira e va da La Rosa. Calvaruso, Cottone da Ricotta, provato il tunnel su Alessi. Doppio Alessi in campo per la Vigor San Cataldo, il capitano Andrea, anzi addirittura omonimi entrambi, Andrea Alessi, il numero 21, e il capitano invece di maglia 3 degli ospiti. Qui con tranquillità Virruso a scorrere il pallone in out, riprenderà proprio lui con le mani, corto dalla Rosa, pressing alto proprio di Alessi, si muove Cottone, pressato da Agnello che non lo lascia libero. Qui La Rosa, gran giocata con la suola, solo per un attimo però che viene fermato. Un ottimo intervento difensivo da parte della retroguardia della Vigor San Cataldo. Ancora La Rosa, Cottone a girare, Agnello guarda uno contro uno, lo sfida, La Rosa, c'è la sua Alessi, è passato il 13, poi Calvaruso sulla respinta, ha salvato capitano Alessi a porta vuota. Prima grande occasione per Calvaruso in maglia 7, per il 3M che non la sblocca. Prima grande occasione, ancora La Rosa, 2 volte, e già il secondo tiro, la seconda conclusione delle fantasiste in maglia 13 del 3M.
Cuca Calandra non rinuncia quasi mai, quindi addirittura esce Virruso ad anticipare proprio la rosa, ma da un tiro proprio del numero 13 è arrivata la prima grande occasione di Calvaruso, ha salvato Alessi a porta sguarnita, il gioca Niccoli, sposta Calvaruso, lo ferma e allora si riparte da Mauro Alessi. 3 Alessi in campo per la Vigor San Cataldo, i 2 Andrea che scambiano adesso e l'estremo difensore dei Granata, che oggi sono bianco Granata. Proprio qua capitano Alessi, sbaglia tutto per il passaggio per Niccoli, allora Ricotta punta proprio il numero 10, allarga da Cottone, pallone orizzontale a servire Calvaruso che cerca l'1 contro 1, poi ancora Cottone servito, riesce a tenere il possesso il giocatore in maglia 10, qua Ricotta aveva chiuso alla grande il triangolo con Calvaruso che però non riesce ancora una volta a trovare il bersaglio grosso, stavolta impreciso nella prima occasione, invece fermato, stoppato dall'intervento del capitano degli ospiti che sulla linea ci ha messo la testa, ma il tren è partito molto bene e si sta cercando di far vedere più che può dalle parti di Alessi. Niccoli, Agnello, ora Alessi, contro movimento di Niccoli, tutto solo visto il suo capitano, è uscito Virruso, ancora Alessi, punta la rosa, non passa, lo chiude il 13, poi perde un po' l'attimo per il contropiede, c'era tanto spazio per offendere e il tren ha preferito non perdere il possesso la rosa, che poi riparte da Calvaruso, chiede calma Cottone e gioca verticale da Ricotta, tenta di girarsi, passato il 27, tocco per Calvaruso, c'è vantaggio. Adesso però ok, non si è concretizzato, anzi sì, si è concretizzato il vantaggio, è stato però ovviamente considerato il fallo della Vigor, ovviamente andrà a sommarsi a tutti i potenziali falli in questa prima frazione di gioco. Arriva il primo dopo 4 minuti di gioco. Niccoli sfida Ricotta, stavolta il contrasto, la sfida è contraria, sposta il pallone granatiere su Ricotta ma non guadagna rimessa laterale, invece la rosa sui piedi ha già battuto dal suo portiere, presalto Alessi, la rosa sposta sulla porta fuori, prova sempre la solita giocata il numero 13 con la crocchetta spagnola, cerca sempre di puntare e andare quasi a toccare la linea di fondo la rosa, stavolta però non è riuscita, solitamente sì, e quando riesce, quando passa diventa letale. Non si gira qui Agnello per l'ottima chiusura di Cottone, Calvaruso mette il corpo davanti, l'arbitro è lì e fischia punizione. Intelligente stavolta Calvaruso a mettere il corpo davanti e a guadagnare calcio di punizione, che è stato già battuto la palla dall'altro lato dalla rosa, che si triangola Ricotta, sposta ancora il 13 per trovare il buco per pungere, l'aveva trovato in mezzo alle gambe della difesa della Vigor, pallone però assibilato alla sinistra di Mauro Alessi, che aveva allargato la gamba sinistra, non è arrivata ovviamente la deviazione e allora si ricomincia dal fondo, gioca Niccoli mentre dà indicazione ai suoi compagni, proprio lui a giocare da Alessi, granatiere Niccoli, Agnello spalla la porta, voleva forse il taglio dello suo capitano, si ricomincia da Granatiere, adesso il pallone arriva proprio ad Alessi che riconquista anche con un rimpallo, sposta Agnello, rimpallo
mister Calandra. Sembrava netta, forse la deviazione, ma il direttore di gara sotto la nostra postazione, che era più vicino, ha segnato rimessa alla Vigor, già battuta da Niccoli. Granatiere, Alessi, giro palla della squadra ospite, ancora Granatiere, Niccoli, chiesto triangolo ad Agnello, eseguito, Calvaruso attento, più veloce di Niccoli, avanza, Calvaruso tocca, Granatiere rientra e chiude bene l'accelerata improvvisa di Calvaruso, che aveva chiuso molto bene sul triangolo provato da Niccoli e Agnello. Era ripartito anche molto bene, poi si è forse allungato un po' troppo il pallone nell'ultimo tocco disponibile per andare a servire il passaggio perfetto o il destro. Qua stavolta la Rosa punta e calcia, aveva saltato benissimo Alessi, ha spaccato il palo numero 13, ma sono già state tante le occasioni per passare in vantaggio per il 3M, ancora non sfruttate. Stavolta ci si mette anche la sfortuna, ha spaccato il palo numero 13, che quando riesce a isolarsi e a puntare può fare malissimo, come può fare male in questa occasione Ricotta, che sposta verso il centro. Granatiere però non lo molla e allora Cottone deve ripartire proprio dalla Rosa che gli viene incontro. Servito il 13, prova l'ostruzione Cottone, poi il pallone arriva a Calvaruso che trova pochissimo spazio per andare a calciare. Infatti colpisce in pieno Alessi in uscita, qua Ricotta prende una botta alle spalle, ma non c'è fallo, regolare. Alessi da Agnello, Niccoli, chiesta ad Alessi il triangolo, ha capito tutto, Ricotta, arriva la Rosa, tocca proprio per Ricotta, chiusura fondamentale di Agnello, salutata dai suoi quasi come se fosse stato un gol. Grandissima diagonale difensiva, proprio Agnello qua abbandona il campo per l'ingresso di Anzalone. Tocca il primo pallone della sua partita Anzalone e gioca da Niccoli. Con calma il 10, non viene pressato. Qua Anzalone, prima palla in gioco invece la sua partita, Cottone lo chiude e guarda laterale, batte subito veloce De Elisi, gioca il suo primo pallone verso il Ruffolo, gran parata di Alessi col gambone, ma alta, grande, super occasione per i padroni di casa, condita dai due neo entrati su una rimessa polemica segnata dal 3M. Stavano protestando gli ospiti perché la volevano assegnata, invece ha battuto subito Cottone, seguito De Elisi che ha giocato da Ruffolo, suola e puntato. Alessi ha detto no al vantaggio della squadra di casa, che adesso già forse ha qualche, anzi più di qualche rimpianto, perché palo di La Rosa, salvataggio sulla linea su Calvaruso, poi un'altra occasione che era capita su di Calvaruso, adesso quella di Ruffolo. Sono già 4 e sono nitidissime per il vantaggio delle 3M, che però ancora non arriva. La laterale di Anzalone si gira bene, fallo e calcio di punizione giusto a mio avviso, inviata del direttore di gara, arrivata sulla percussione provata Anzalone, che ha cercato col corpo di andarsene a Cottone, che però l'ha fermato con le cattive. Tanto si scalda faticato e forse sta per entrare in campo, tanto però c'è da battere questa punizione e c'è Niccoli sul pallone. Anzalone sul secondo palo, vediamo se guarda proprio lui il numero 10, invece no, serve Alessi, uno schema. Deve andare proprio da Anzalone, il capitano in maglia 3. È arrivato però a destinazione il pallone per l'ottima chiusura della difesa delle 3. E qui Alessi
Alessi sbaglia tutto e si espone al contropiede di La Rosa, che però ancora una volta saggiamente si ferma e ricomincia da Runfolo, che vuole puntare Nicol, però non lascia passare. Cottone ed Elisi, prima idea sempre quella di servire La Rosa, la palla è sicurissima, ancora Cottone, stavolta si è abbassata la boa, Runfolo si appoggia ancora alla Rosa, punto 1 contro 1, doppio passo, si ferma il 13, si abbassa Elisi, sposta a destro, ancora una volta soltanto illusione ottica del gol per il 3M, e intanto entra proprio affaticato, chiamato pochi minuti fa, era lì che si stava riscaldando, infatti entra il posto di Cottone. Altra occasione e attenzione a Delisi, che quando ha lo spazio esposto sul destro è rapidissimo in questa giocata che lo contraddistingue. Affaticato, verticale per Runfolo, che deve cercare sempre di spalla porta, tenere il pallone e far salire la squadra. Affaticato, adesso non si deve andare a chiudere lì in quella fetta di campo, servito Runfolo che trova lo spazio, Runfolo punta, Niccoli saltato, allarga ancora l'ala Alessi e dice no ancora una volta, per l'ennesima volta, e a mani basse finora il migliore in campo in questo momento, il portiere in maglia 27 della Vigor, che sta ancora tenendo il risultato sullo 0-0. Altra occasione per Runfolo, poi La Rosa, qui si vuole infilare in mezzo a due, rimpallo, Alessi prova a ripartire da solo, cerca Anzalone, è uscito affaticato, c'è Virruso che lo aiuta e gioca da Runfolo, che però si addormenta, sbaglia il tocco quando verso La Rosa, si arrabbia con se stesso, il numero 19, che però ha avuto un'altra occasione sui suoi piedi, sul suo sinistro stavolta, però se l'ha creata totalmente da solo, molto bene, andando a puntare nell'1 contro 1 Niccoli, come fa invece dall'altra lato Anzalone, che però viene schermato bene da affaticato. Qui Virruso gioca proprio da Runfolo, tiene sempre a distanza il diretto avversario, il 19, importante per tenere il possesso, servire profondità Delisi, che sposta Delisi, ancora niente, gli è rimasto sotto il pallone e allora Alessi può far correre Anzalone, che però non è partito bene sulle gambe, è stato esplosivo nello scatto il numero 11, che si è un po' bloccato. Qui Lugo Virruso a servire ancora Runfolo, che può essere sicuramente un'arma importante in questo match, lo stiamo vedendo, sicuramente l'uomo più pericoloso finora insieme a Calvaruso. Il pallone arriva ad Anzalone, spalla alla porta, deve lottare contro due, cerca di passare in qualche modo, La Rosa esce bene dallo duello con il pallone, si muove in profondità Calvaruso, rischia La Rosa dall'ultimo uomo, non c'è fallo, il fuori di gara è proprio lì vicino, allora ancora La Rosa a gestire, affaticato, spalla porta, stavolta lui, si cambiano i ruoli e Runfolo l'ultimo uomo a giocare dalla Rosa, che però stavolta quasi la perde su Anzalone, poi Delisi affaticato, Runfolo voleva il pallone verso Delisi, non si capiscono i due, allora possesso perso da parte delle 3M, calcia Niccoli, deviazione, si possono distendere i nero-verdi, bella la palla, e l'idea di affaticato per La Rosa, non era partito però il 13 che avrebbe avuto davanti a sé tantissimo campo da andare a mangiare. Granatiere Alessi, rientrato in campo il numero 21 insieme ad Agnello, proprio quest'ultimo a giocare da Alessi, fa ancora il capitano, il granatiere Agnello prova all'esterno per venire a seguire il granatiere, ha capito tutto l'altro numero 6 che è affaticato, ha giocato all'indietro, gioca Delisi, affaticato, si muove, accetta sulla verticale, eccolo il primo pallone che gioca il giocatore in maglia 22 Delisi,
punta Granatiere, attenzione quando sposta e calcia perché diventa letale. La Rosa con spazio per guardare la porta, no look da affaticato che non riesce a trovare lo spazio per girarsi, forse doveva toccare e scaricare da Delisi che aveva la porta davanti per andare a calciare tutto lo specchio. Poi si vanno un po' a chiudere i ragazzi in oro verde con la Rosa che ha preso il possesso e allora si riparte con Agnello. Granatiere, Alessi scambiano. Ora Alessi, Granatiere, Alessi. Con la suola, poi con la serie di prima, ancora Granatiere, ritorna. Il giocatore in maglia 21. Si va a riprendere il possesso dalla Rosa. Adesso respirano un po' gli ospiti con il giro palla. Alessi. La palla per Alessi, ancora lui, scambiano i due omonimi della Vigor. I due Andrea Alessi. Difficili per chiunque da commentare, visto che non cambia nemmeno il nome. Il 21 ha soltanto un Maria in più. Solo questa differenza tra i due, oltre il numero di maglia e la fascia da capitano. Qui proprio Alessi in maglia 21, si appoggia da Agnello. Ancora il set ad andare dal suo capitano. Di prima Granatiere, triangolo eseguito. Poi sbaglia tutto, svirgola. Alessi che aveva sul piede mancino, non è il suo e si è visto una grandissima occasione per punire. È entrato in campo per la prima volta Toscano per la Vigor in maglia 17 e gioca proprio lui adesso il primo pallone della sua partita. Alessi qui sbaglia completamente il tocco con l'interno e allora rimessa tra le 3M, è entrato in campo intanto è i neroverdi Capitan Fuschi, servito proprio adesso dalla Rosa. Si ritorna dalla numero 13, adesso accetta, voleva servire proprio il suo capitano, ha capito tutto Agnello e riparte, voleva andare sul secondo palo a servire Toscano, è tornato Fuschi e poi gioca da Virruso, si muove in profondità, affaticato, l'ha visto proprio Virruso, la gioca con Taggini, affaticato, alza poi con la testa, affaticato, sblocca il match in qualche modo sul lancio di Virruso. Grande stop, poi il pallone si impenna, il più lesto, il più veloce, affaticato, sfrutta i suoi centimetri e sblocca il match che è giusto dire per la cronaca. Il 3M ha finora dominato, soprattutto a livello di occasioni nitide, è arrivato forse addirittura con troppo ritardo questo vantaggio da parte dei padroni di casa, che adesso devono cercare il prima possibile, magari entro la fine del primo tempo anche di andare a fare il secondo, perché per tutte le occasioni che hanno avuto sta quasi stretto questo risultato. Stavolta Alessi non ha potuto nulla. Agnello fa correre proprio Alessi davanti a Virruso, prova a scattare, non c'è nulla, scivolato prima, addirittura Virruso si è fatto male, poi il pallone verticale dalla Rosa, esce Mauro Alessi ancora una volta a chiudere sul pallone che poteva diventare pericoloso per la Rosa. Tanto è rimasto a terra Virruso per lo scontro subito contro Andrea Maria Alessi, che ha avuto sul suo destro forse l'occasione più nitida per gli ospiti. È riuscito però a trovare lo spazio per saltare Virruso, che è stato bravo, intervenuto regolarmente. Fuschi spalla la porta, adesso è lui che deve fare il lavoro di Ronfalo. Qui invece è stato fischiato il fallo a scalzo, appena entrato su Fuschi, sembrava avergli rubato il pallone in mezzo alle gambe.
direttore di gara però è lì vicino e ha fischiato il calcio di punizione su cui c'è già la rosa sul pallone. 2 in barriera per Mauro Alessi. Si stacca Toscano per andare a coprire gli uomini del problema di rigore. Doppia barriera per Mauro Alessi. La rosa carica corto proprio da Fuschi. Voleva la deviazione. La rosa, come tutta la panchina del 3M che insorge contro la decisione del direttore di gara. Fatto sta, è stato assegnato, rimesso dal fondo e allora può giocare scalzo. Pressing alto del 3M, si gira bene Alessi, poi accetta, ritorna, mette il corpo e prende calcio e punizione. Si può giocare. Cottone dalla rosa. Lancio lungo, doveva servire Cottone. Toscano solo per un attimo, poi va a ringhiare proprio sulla rosa. Adesso Virruso, lancio lungo, da lì è scaturito il gol del vantaggio. E attenzione perché Mauro Alessi è fin qui, ha fatto una gran partita, stava per farla grossa, ha calcolato male il lancio della sua controfigura dall'altro lato di Virruso. Stava per combinare la frittata, stava per fare l'autogol. Qui dall'altro lato per ripartita la Vigor. Fuschi anche a fare il difensore. La rosa con calma, tranquillità. Poi Cottone voleva andare lungo proprio dalla rosa, si era creato lo spazio allo spalle della difesa della Vigor. Ma attenzione perché può essere un fattore il gioco con i piedi del 3M, proprio con Virruso che cerca il lancio lungo che può diventare fatale ancora una volta, stavolta da Fuschi che stoppa in qualche modo, la mette giù, inciampa, poi rimpallo laterale Vigor. Toscano da Mauro Alessi, corto Agnello, aveva cercato la profondità Niccoli, Agnello sempre corto da Toscano, adesso scalzo, ancora Toscano. Si muove Niccoli, si muove Agnello, servito quest'ultimo, ancora Agnello, serve ancora Toscano, Virruso, puntuale lì, ottimo posizionamento del numero 2, numero strano per un portiere, ma l'importante è l'efficacia, non conta il numero di maglia sulla schiena. Ottima risposta di Virruso che non fa risalire la china alla Vigor, che allora cerca ancora il gol del pareggio, ma deve sicuramente alzare i giri del motore per cercare di essere più pericolosa proprio dalle parti di Virruso, che non è stato tanto impegnato. La prima risposta è arrivata proprio ora, quando siamo a 2 minuti dalla fine. Scalzo, si ricomincia da Niccoli. Toscano, punta Cottone, ha provato il doppio passo delle 17, va sul destro Toscano poi con la punta, voleva anticipare la giocata col bacino e time out chiamato agli ospiti. Lo potete vedere, mancano precisamente 2 minuti alla fine di questa prima frazione di gioco. Si può ripartire, sono schiarite le idee, le due squadre, soprattutto gli ospiti che sanno di dover fare qualcosa di più. Si può ricominciare.
pochi minuti alla fine di questa prima frazione di gioco, con la Vigor che deve cercare in tutti i modi di andare magari al riposo sotto di 1 o cercando il pareggio. Il Trem che invece deve rimpinguare il vantaggio, ci prova col contropiede, Ricotta sposta, voleva servire la Rosa, bene l'idea, meno la realizzazione. Pacottone, questo è troppo forte, contrasto troppo eccessivo, protesto da parte di Capitan Fuschi. Duro lo scontro con Scalzo, caricato di un giallo, il numero 10, che subito si è reso conto di essere entrato con troppa foga, si giustifica però dicendo di essere soltanto scivolato involontariamente. Non sembrava infatti che ovviamente fosse entrato per far male, deve però beccarsi il cartellino il giocatore in maglia 10. Adesso deve stare attento perché c'è ancora la fine di questa prima frazione di gioco e tutto il secondo tempo di una partita che è ancora totalmente in bilico. Niccoli, Scalzo Toscano, si muove Agnello, c'è subito il ribotta in pressing, si abbassa Toscano, gioca da Scalzo che sposta con il suola destra e suola sinistra, poi scontro con Fuschi, non c'è fallo, lo voleva addirittura il capitano del Trem che adesso stoppa, si ferma e ricomincia dalla Rosa perché non c'era lo spazio per andare a offendere alle spalle la difesa della Vigor. Qua un passaggio non perfetto da parte di La Rosa, Fuschi si appoggia da Virruso e si cerca il solito lancio lungo alle spalle proprio di Toscano. La Rosa si impegna, l'ha tenuta in campo, messa al fondo. Aveva fatto una gran giocata la Rosa, poi si è perso con l'ultimo tocco. Qua Niccoli, gran giocata, 2 volte con la suola, è passato Niccoli, suola ancora, Virruso alza il muro, ma si era acceso all'improvviso il giocatore in maglia 10, sembrava Niccoli con la M, non con la N. Super doppia giocata di Niccoli, sposta e suola 2 volte, qui ancora Virruso sul destro, stavolta di Scalzo, poi Virruso velocissimo con le mani, intelligente a servire Fuschi e si coordina e tocca la parte esterna dei legni, occasione da un lato e dall'altro, altro brivido a 25 secondi dalla fine per gli ospiti che hanno rischiato tantissimo. Niccoli però aveva quasi pareggiato la partita con un'azione personale degna di nota, partito dalla sua di rigore 2 volte, ha spostato con la suola sulla linea di fondo, era passato benissimo, poi però Virruso ha alzato il muro, intelligentemente era ripartito con le mani lungo da Fuschi, ha provato a coordinarsi, non è riuscito però a prendere il bersaglio grosso, ha soltanto scheggiato i legni della porta di Alessi che ha preso un colpo, si è già ripreso però, fa lungo il lancio verso Cottone e con questa spazzata del numero 10 si chiude la prima frazione di gioco che vede in vantaggio i padroni di casa del 3M sulla Vigor San Cataldo e ci vediamo fra pochissimo col secondo tempo. Per pochi centimetri non abbiamo segnato perché abbiamo fatto 2 o 3 tiri da lontano dove è uscito di qualche metro, cosa che poi ci è riuscito nella seconda parte con Riccardo Pellegrino. Abbiamo cercato di creare qualcosa, loro diciamo che sono stati più incisivi soprattutto nei primi 15 minuti e lì ho avuto un po' di paura perché potevamo andare sotto e diventa sempre più difficile poi recuperare, soprattutto con una giornata così dove ha piovuto
a più non posso, e dove tante volte il pallone diventava ancora più veloce e schizzava in mezzo al campo, però diciamo che non ci siamo mai abbattuti e abbiamo sempre cercato di- di passare in vantaggio, di creare occasioni su occasioni. Poi tirato fuori due ragazzini che erano anche un po' stanchi, che nelle ultime settimane avevano giocato molto, poi anche convocati con rappresentativa, e sono rientrati due ragazzi che fanno parte del nostro, diciamo tra virgolette, iniziale scacchiere base, che sono Ricciulli e lo stesso Pellegrino. Se l'avessi avuto già domenica scorsa a Castelbuono, io penso che non pareggiavamo quella partita lì, perché tante volte l'esperienza è qualcosa di importante nella vita, ma nel gioco del calcio in particolare. Però è stato un bel risultato, una bella vittoria, sofferta come hai detto tu, ma bella, perché quando poi la chiudi pure al 90esimo, dove un po' spezzi le gambe agli avversari, inteso nel senso buono della parola, me ne guarderei bene, che non hanno più la possibilità magari di recuperare, diciamo che diventa ancora più bella. E Peppe veniva pure da un infortunio alla caviglia, se ben ci ricordiamo ha avuto un trauma distorsivo contro l'Athletic Palermo. Domenica era in panchina solo per far numero, non aveva ancora recuperato, oltretutto Messina aveva fatto anche una buona partita. Un po' ci ha spiazzato l'uscita di Stefano, perché anche lui è stato beccato dal virus e non era al 100%, per cui abbiamo provato a tenerlo in campo il più possibile, ma penso dopo 20 minuti ci ha abbandonato. Ed è entrato Romano, che ha fatto una grande partita, come l'ha fatto anche Leo Messina, lo stesso Longo, che poi sono stati anche sostituiti. Davide è stato messo in lista di svincolo, sicuramente troverà tante squadre che lo vorranno, perché è un giocatore che per questa categoria è il top, per cui penso che troverà una sistemazione forse anche meglio della nostra. A noi quello che un po' ci ha tagliato, no, che ha un po' difettato nell'ultimo mese, è stato quello di non avere dei giocatori al top, perché venivano da piccoli infortuni e soprattutto che giocavano 3 partite in una settimana. Tante volte, ripeto, se non hai giocatori che danno una mano, tante volte capita anche questo. Poi abbiamo avuto anche due giocatori che, come Messina tempo fa, lo stesso Tripiano, che hanno avuto dei traumi distorsivi causati senza che erano in campo, una a scuola, l'altro qui ha messo male il piede, stessa identica cosa, per cui dico sempre che se una squadra ha dei ricambi, ma soprattutto ha una rosa di 22-23 persone, 24 persone, allora diciamo che possiamo avere più scelte. Oppure se vedo qualcuno che non è al top, tante volte magari lo sostituisci io negli ultimi tempi li ho sostituiti con tanti ragazzini 2007-2006, e che ti posso garantire che hanno fatto non bene, benissimo, che a Castelbuono hanno fatto una grande partita. Io parlo di Aiello, parlo di Messina, parlo di Longo, l'arrivo di Sanna Salve, che è uscito dopo pochi minuti, lo stesso Cintura che tra virgolette per doppia ammonizione dopo 5 minuti del secondo tempo ci ha lasciato in 10, ma che può capitare, voglio dire.
Sono rientrate in campo le squadre per questa seconda frazione di gioco. Stavolta il primo pallone lo toccheranno ovviamente i padroni di casa con Fuschi che gioca all'indietro da Cottone. Si può ricominciare la guerra, la battaglia in campo che ha visto nella prima versione di gioco Trem comandare molto di più la partita rispetto agli ospiti che hanno addirittura cambiato l'estremo difensore. Alessi ha probabilmente preso un colpo sul finire del primo tempo con Fuschi e allora a sostituirlo c'è Polizzi. Qua fermato Alessi, riparte Cottone, subito Cottone gioca da Fuschi, fermato bene, poi Granatiere con una rimessa laterale. C'era già subito una potenziale prima occasione per Cottone, forse doveva cercare di sfruttare meglio questo pallone recuperato in zona offensiva. Niccoli, Granatiere, ancora Niccoli, Alessi, Niccoli, da questo lato Tacito, primo pallone per il giocatore in maglia 19 che non si presenta bene, sbaglia il tocco. Rico, capunta, Granatiere gioca all'indietro dal suo capitano, si muove in verticale proprio Ricotta, preferito invece in orizzontale sulla sinistra La Rosa che punta, Tacito sposta La Rosa, attenzione perché è sempre un fattore, il 13 può diventare pericoloso in momento. Ricotta si appoggia da Fuschi, Cottone, siamo ai movimenti mister Calandra, esegue Ricotta, si appoggia da La Rosa, Fuschi, La Rosa, ancora Fuschi, Ricotta sposta e accelera, il pallone arriva a Cottone che non calciava da Ricotta e ha simulato secondo la terna arbitrale di oggi, ha simulato Ricotta, non c'è stato il tocco da parte di Polizzi, tante proteste da parte di mister Calandra e della panchina del Trem, ma grande e perfetta l'imbucata di Cottone a servire proprio Ricotta, che però da lì forse, se veramente ha simulato, ha sbagliato completamente l'idea, perché da quella posizione poteva far malissimo. Alessi qui ha puntato bene Cottone, non è riuscito a passare, però si è puntato fuori. Gioca proprio Ricotta che ha avuto sui suoi piedi un'occasionissima. Virruso, sempre lungo, sempre a cercare questa giocata il Trem, quel pallone è passato verso Niccoli, palo pieno e brivido lungo la schiena del Trem, con Niccoli che ha avuto l'occasione di pareggiarla, sfortunatissimo il giocatore in maglia 10 che è stato sicuramente il più pericoloso dei suoi, prima con l'azione personale nella prima azione di gioco proprio dalla posizione in cui sta attaccando La Rosa. Adesso questo palo pieno a Virruso battuto, si dispera ancora il numero 10, non ci può credere, era stato imbottato bene dal suo capitano, non è riuscito però a pareggiarla. La Rosa, Fuschi, ottimo movimento che cerca e non trova lo spazio bene a calciare, si appoggia di nuovo alla Rosa, vogliono il fallo di mano Cottone e La Rosa, chiedono il calcio di rigore, non c'è nulla, si può giocare, si appoggia Cottone dalla Rosa, lo guarda negli occhi Tacito che poi lo chiude, cerca di ripartire, attento La Rosa
e allora gioca Virruso. Sempre un uomo in più, un portiere che è bravo con i piedi. Cottone, la Rosa, accelera, Tacito, ottima chiusura scivolata. Cottone con spazio, ha giocato Polizzi da Granatiere. Alessi, nessun movimento della Vigor alle spalle della difesa delle 3M, e allora si gioca. Tacito, pallone rischioso verso Niccoli che riesce a passare in qualche modo su Fuschi, poi pallone bello in profondità da Alessi che stoppa, non riesce a calciare il capitano maglia 3, che però l'ha imbeccato bene da un'invenzione del numero 10. Qui la Rosa con tanto spazio, servito Ricotta che va dentro, che rischio da parte di Niccoli, che ha allargato la gamba, si è fatto passare il pallone sotto, ma alle sue spalle c'era Fuschi, e però ovviamente non se l'aspettava la giocata da parte del numero 10, che inventa quasi anche nella sua area di rigore, ma con un rischio incredibile. Qua ancora Niccoli all'alta sopra la traversa. Virruso, lungo da Runfolo che è rientrato in campo. Runfolo gli fa il movimento a portarsi via qualche uomo. Ricotta, maglia tirata ma gioca lo stesso. La Rosa da Cottone, ancora la Rosa. Ricotta si appoggia ancora dal suo numero 10, si abbassa a Runfolo per giocare, vuole il movimento in profondità. Cottone non lo esegue, Runfolo si impappina completamente. Cottone che sbaglia tutto e regala per il destro di Granatiere. C'è calcio d'angolo. Arriva a batterlo Toscano. Vuole l'appoggio Granatiere, non lo ottiene, il pallone arriva in qualche modo da Alessi. Cottone chiude, poi Niccoli svirgola tutto ed era diventato un assist per Toscano, il sinistro completamente schiacciato da parte di Niccoli, però non è riuscito a tenerla bene con l'interno il numero 17, cui bastava anche una piccola deviazione per correggere la traiettoria. E ha messo però male col corpo. Arriva Calvaruso a battere la rimessa laterale. Lungo il lancio di Virruso, prova a cercare Calvaruso, gli rimane un po' il pallone sotto e non riesce a concludere neanche con il tappo. Ma quanto soffre la Vigor questi lanci da parte di Virruso. Qua almeno 3-4 occasioni per i padroni di casa. Qui la Rosa aveva preso il tempo ad Alessi e però ritorna bene e chiude rimessa laterale. Passa di tato chiuso, si scuoterà Calvaruso, poi Niccoli accelera, è uscito Virruso con la finta scorre fuori il pallone. Lo spazio Calvaruso, sbagliato completamente il cambio da parte della Vigor, lasciato solo il numero 7, è tornato però bene Anzalone, poi recupera proprio il numero 11. Allora ripartire Toscano, doppio passo, ancora Toscano, gioca per Anzalone, ha svirgolato completamente il sinistro. Runfolo, si trattengono a vicenda come Granatiere, prende qualche centimetro. Runfolo si arrabbia tantissimo come Granatiere e con il direttore di gara si arrabbia anche il numero 6, perché dice di essere stato trattenuto a sua volta. Quanto so che però la punizione è per il trend.
Attenzione per Cottone. Carica Cottone, pensa la conclusione, non l'è per trovare Calvaruso corto sotto le gambe di Toscano, è passato Ruffolo, trattenuto, si è allungato tantissimo la maglia del numero 19, che rischio per la difesa della Vigor. Si era girato bene Ruffolo, poi la Rosa, spazio per puntare Alessi, gioca da Ruffolo e poi non calcia, torna ancora da La Rosa, doppio passo dentro il pallone, Alessi devia, ancora un possesso per La Rosa, Cottone, spazio per calciare, Zalone lo chiude bene, Calvaruso si gira, doppia deviazione, prima di Granatiere, poi di Polizzi, di calcio d'angolo. Tantissime proteste da parte del 3M, soprattutto quando Ruffolo entra in possesso di palla, è sempre pericoloso il pivot del 3M che spalla la porta, fa malissimo con la sua fisicità. Intanto La Rosa ha trovato lo spazio per andare e per offendere, Anzalone dall'altro lato, trattenuto, c'è fallo da parte di Cottone che non deve rischiare perché ha ammonito. Anzi no, Cottone applaudiva la scelta del direttore di gara perché il fallo è in attacco, sembrava completamente il contrario. E allora gioca il 3. Ruffolo per il campo, La Rosa, profondità, Calvaruso, sembra lottare con Toscano. Ora duello il 7 e 17, La Rosa Ruffolo che adesso è lontano dalla sua zona di competenza e gioca comunque da sbagliato tutto, il tocco di Cottone, Anzalone calcia, rischia Virruso, il pallone rimane lì, Alessi, è arrivato Cottone a risolvere la pratica, poi forse spinta da parte di Alessi su Cottone, regolare però no, del direttore di gara. Allora calcio d'angolo, si è mosso bene Toscano e ha calciato, adesso fuori però giocatore di maglia 17, ma che rischio per Cottone, adesso viene sostituito perché è faticato al suo posto. Qui Calvaruso, non c'è fallo da parte Granatiere, invece lo fa adesso Calvaruso che si becca il giallo. C'era fallo da parte di Granatiere ai suoi danni, ha fatto fallo invece Calvaruso sul numero 6, adesso esce per lasciare il posto a Scalzo. Si spiegano qui Alessi e il direttore di gara. Può giocare con possesso per Toscano. Alessi, scalzo, spalle alla porta, lo chiude La Rosa, si lotta con Ruffolo, è stato fischiato fallo in attacco di scalzo ai danni di Ruffolo. Virruso, il lancio lungo, prima volta che sbaglia il lancio Virruso in tutta la partita, di solito è sempre stato molto preciso. Restituito con fair play da parte di Calvaruso e allora ha già giocato Polizzi. Toscano, Anzalone chiede il triangolo a Toscano, eseguito, esce Virruso, pallone che rimane lì, Calvaruso spalla la porta, deve fare il lavoro sport. Anzalone regolare, poi provata la giocata,
affaticato, è uscito un pressing molto duro ma regolare. Qui Runfolo sbaglia tutto. Che rischio. Che rischio da parte di La Rosa su Alessi. Attenzione però, perché non è stato fischiato fallo per la Vigor. Decisione un po' complicata, perché Alessi se ne sarebbe andato solo verso la porta di Virruso. È stata però fischiata punizione per la squadra di casa. Runfolo qui se ne porta fuori. Partita che però fino ad ora è stata abbastanza corretta dal punto di vista degli interventi, dei cartellini. Si sta un po' accendendo in questa seconda parte. Calvaruso, Virruso alluga sempre la squadra a Runfolo, cercato proprio lui. Anche stavolta però Virruso non è preciso, è stato molto di più nella prima frazione. Deve aggiustare la mira il portiere dei padroni di casa. Qui Toscano si appoggia da Scalzo che rischia tanto l'ultimo uomo, pallone perso, Calvaruso accelera, Calvaruso, scivolata di Toscano che non è d'accordo, e punizione al limite dell'area pericolosissima per gli ospiti, e giallo per Toscano, che adesso va a chiedere scusa a Calvaruso, però ha salvato occasione sul destro di Calvaruso che poteva essere fatale per gli ospiti. Possiamo forse dire che è stato un giallo speso bene da parte di Toscano. La Rosa sul pallone. Piazza 2 in barriera Polizzi. Si è al limite dell'area affaticato, che ha lo spazio e lo specchio della porta libero per andare a calciare. Vediamo se calcerà. La Rosa carica, sì, lo effettua il destro. La risposta del portiere in maglia 12 che mette in angolo. Piazzato bene Polizzi, è riuscito a evitare che il destro di La Rosa arrivi in porta. Adesso ancora lui, esce poi Virruso da un lato e dall'altro, ha calciato, è rimasto però fra i pali Polizzi. Rischio da un lato e dall'altro. Qui ha faticato il rischio tanto con la maglia trattenuta nei confronti di Anzalone. Qualche contrasto e qualche forse parola di troppo fra l'11 e il 6 che ancora vanno a compatto, ma a rischio per il trend. La Rosa proprio da affaticato, stavolta si inventano i ruoli con Anzalone, si appoggia da Calvaruso. Runfolo si scontra con Alessi, viene sempre in possesso, non la perde mai. 19, difficilissimo rubargliela. La Rosa, Runfolo gioca bene, ha faticato sinistro, no, destro. Grande risposta di Polizzi che tiene a galla i suoi. Poi Calvaruso, fallo su Scalzo, fallo su Scalzo da parte di Calvaruso, che ha ammonito per stare molto molto attento. Intanto rientra in campo Alessi, questo di Anzalone, che va a battere calcio di punizione. Importantissima la risposta di Polizzi sul sinistro-destro di Runfolo, che ha spostato col mancino nel calciare col destro. Polizzi importante, è entrato subito bene in partita l'estremo
difensore che ha sostituito Alessi. Qui De Lisi subito a riconquistare, a spostare, stavolta però è riuscito a trovare lo spazio per calciare. Un po' di confusione fra Toscano e Scalzo. De Lisi riconquista, passa De Lisi, De Lisi, Alessi, bene scivolata da ultimo uomo, era passato però con caparbietà De Lisi. Un movimento e contromovimento di Ruffolo che voleva provare la giocatona, ha faticato a riconquistare Ruffolo, egoista, non serve De Lisi a porta vuota, ma va a calciare e non prende lo specchio da Alessi. Alessi, spazio ancora, Alessi dentro, non c'è nessuno però e chiuda sul secondo palo per la Vigor. Il Russo, lancio lungo un po' a metà, Alessi riconquista, spazio per Alessi, punta la Rosa, sposta palla, non c'è fallo e il direttore di gara, altre proteste da parte della panchina ospite, arbitraggio molto all'inglese oggi, così si può spiegare l'arbitraggio della gara arbitrale. Intanto la Rosa è passato dentro, Scalzo, chiusura fondamentale, poi Alessi mette il colpo davanti alla Rosa, si becca il giallo, il numero 13. Giusto, corretto, ha fermato contropiede, stanno partendo dalla Vigor, che deve essere molto pericoloso. Questa attenzione perché mancano 7 alla fine e entrambe le squadre hanno commesso 3 falli. C'è ancora tanto tempo e potrebbe forse deciderlo anche un tiro libero. Alessi, scambiano i due omonimi della Vigor, non la tiene in campo Scalzo. Faticato, si appoggia David Russo, è sempre una buona scelta. Ora affaticato, non può andare più dal suo portiere, si va a chiudere un po' nell'angolo, lo chiude Scalzo. Russo non si capisce con De Lisi che ha fatto il movimento contrario a venire incontro. Allora pallone sprecato e regalato ai bianchi. Si allarga Polizzi per ricevere, seguito proprio lui. Stavolta la giocata con l'estremo difensore è contraria. Ricotta, accelera però, recupera il 27, dentro il pallone, la Rosa, suola destro! Ancora Polizzi, monumentale! Edgar Polizzi, maglia 12, tiene il risultato ancorato sull'1-0, è solo merito suo, se questa seconda frazione di gioco rimane con solo vantaggio del Trem di una sola lunghezza. Faticato, calcio doppia deviazione, la Rosa devia, rimessa laterale, se ne incarica De Lisi. La Rosa, spazio per affaticato, servito il 6, guarda dentro, Ricotta anticipato, bene da Alessi che però non la tiene e allora calcio d'angolo per il Trem. Affaticato incontro, si appoggia da La Rosa, De Lisi, punta Niccoli, raddoppiato, non è che arriva alla Rosa con spazio, deviazione di Scalzo e time out chiamato da mister Calandra per i padroni di casa.
scaduto il time out e allora si può riprendere. Mancano 5:50 da giocare, il match è ancora completamente in bilico. 1-0 per il 3M, che non è effettivamente riuscito a sfruttare tutte le occasioni che ha avuto in questo match. Sono rimasti in gara, in partita gli ospiti che ci credono. La Rosa punta scalzo che lo ferma. Affaticato Ricotta, sposta, rischia sul pressing di Agnello. Alzano adesso i giri del motore gli ospiti che prestano atto. Virruso rischia con i secondi, non sa dove giocare. Affaticato, si va a chiudere all'angolo. Agnello lo chiude. Affaticato. Lancio lungo, servire Delisi che mette giù bene. Duello tra il 12 e il 21. Chiude Alessi su Delisi che vede il pallone dentro. Ora servire Affaticato, ripartono gli ospiti. Pallone per Alessi che non arriva. Non ha toccato però Virruso. Era partito bene scalzo contropiede, è riuscito però a servire bene il suo compagno. Qui la Rosa spara la porta, non sa chi servire avanti perché non c'è nessuno dei suoi compagni. Qui Affaticato, rischia tanto Alessi, ha rubato su Delisi, poi batte veloce perché la rimessa è sua. La Rosa ha attaccato bene la profondità, poteva far correre Ricotta, ha perso il tempo. Affaticato, sbaglia tutto. Adesso un po' di stanchezza si fa sentire soprattutto nelle scelte. Alessi punta Delisi, passa Alessi sul fondo, Alessi, area di rigore, dentro, è passato il pallone scalzo. Virruso, intervento importantissimo dell'estremo difensore del 3M che tiene avanti i suoi a 4 alla fine. Sarebbe stata una beffa pesantissima per i padroni di casa. Era stata perfetta l'azione in solitaria di Alessi che era passato, è andato sul fondo, area di rigore, poi scalzo, però non è stato così cattivo da punire. Qui ci prova Niccoli, ancora Virruso attento, poi la Rosa sposta, scalzo in scivolata. Ottimo intervento, applausi per lui dalla panchina, lascia posto ad Alessi. Affaticato Ricotta, non si appoggia da Cetta, avanza il 27, gioca dalla Rosa, chiesto il triangolo, eseguito in profondità, Ricotta scivola, lo chiude Niccoli. Affaticato, accetta Ricotta, il pallone è passato verso il 22, ancora Polizzi a salvare il risultato e allora ancora in gara gli ospiti. C'è il vantaggio per il fallo su Affaticato, il pallone passa proprio in 6, traversa e il pallone entra, è un 2-0 importantissimo a 3 minuti dalla fine. Mette dentro il secondo gol il 3 con Affaticato, servito benissimo da Accetta, è 2-0 per i padroni di casa. Beffa totale per gli ospiti che avevano quasi sfiorato il gol del pareggio e adesso si trovano 2 sotto. Importantissimo per i neoverdi questo doppio vantaggio. E adesso time out chiamato proprio dagli ospiti. Non ha potuto nulla stavolta Polizzi, che abbandona il campo perché gli ospiti si giocano la carta quinto uomo
devono dare tutto adesso i bianchi per andare a provare almeno a pareggiare questa partita. Intanto è entrato Palazzotto nei padroni di casa. Granatiere, Piccoli, il palla da Agnello con la punta, subito Toscano, serviva questo agli ospiti. Partita totalmente riaperta, è durato pochissimo il doppio vantaggio dei padroni di casa. Toscano con la punta, con perfetto Virruso, 2-1, tutto di nuovo in bilico, è durato 20 secondi. Il quinto uomo in campo per gli ospiti, è tornato in porta Polizzi e allora adesso saranno ultimi minuti di fuoco. Il Trem che forse si è un po' addormentata dopo il doppio vantaggio. Qui Agnello si mette una gran giocata per Niccoli, Virruso mette il manone, adesso in confusione totale i padroni di casa. Incredibile com'è strano il calcio e anche com'è bello, quanto è bello, tutto può succedere. Niccoli, Virruso, qualche secondo fa il Trem va in vantaggio di 2, riapre tutto dopo pochissimi secondi la Vigor, e adesso dal punto di vista psicologico è tutto ribaltato, ci credono tanto gli ospiti, sembrano un po' addormentati i padroni di casa, come in questo momento la Rosa che perde il possesso, deve spazzare via Accetta, ci credono tanto i ragazzi della Vigor San Cataldo. Deve difendere bene il Trem in questi ultimi minuti. Toscano, lui che l'ha riaperta, va a lottare. Calvaruso spalla la porta, guadagna rimessa laterale, adesso chiede calma mister Calabria. 2 alla fine, batte la Rosa, la Virruso che guarda in profondità, Accetta, lo serve troppo lungo. Gioca Polizzi da Granatiere, Piccoli di prima, Agnello, è passato in qualche modo il numero 7, profondità cercata dai suoi compagni, Agnello cambia tutto verso Niccoli, come un passato sembrava un tiro, ha sbagliato completamente la potenza da mettere a questo pallone il numero 7. Sta alla porta qua Calvaruso, cerca di girarsi su Granatiere che fa buona guardia e controlla, poi Toscano c'è un contropiede clamoroso, 2 contro 1 per gli ospiti, ha buttato completamente il pallone Toscano che era pressato forte. Il lancio lungo, qui esce Polizzi in maniera regolare su Calvaruso. Toscano cerca di ripartire, scivolata puntuale, precisa di Palazzotto che adesso va a pressare alto, si appoggia a Niccoli. Toscano cerca di pallone profondo verso Granatiere, ha chiuso Accetta che poi va a lottare, Toscano gliela ruba, regala per il pallone un po' a metà quasi a Calvaruso, recuperano però il possesso i bianchi, ancora Toscano, Niccoli, 1 alla fine, quinto uomo in campo ancora una volta per la Vigor, addio, calcia Niccoli, Virruso mette il gambone, 50 secondi di lotta per il Trem e per la Vigor San Cataldo. Di nuovo il quinto uomo in campo per gli ospiti, devono difendere con le unghie e con i denti i padroni di casa, 3 punti che sarebbero importantissimi per rimanere lì aggrappati alla vetta. Piccoli da Agnello dentro, che cosa ha sbagliato Alessi, mamma mia, praticamente sulla linea. Qui Granatiere anticipa, Palazzotto riparte, Palazzotto ha perso completamente il tempo, l'ha mangiato Toscano. Granatiere allarga D'Agnello, pallone che termina fuori. Si stanno per spegnere le speranze degli ospiti che hanno avuto sul destro di Alessi
l'occasione di pareggiarla. Che erroraccio da parte del 21 che pesa come un bacigno, quel pallone praticamente sulla linea di porta. Scorrono i secondi, Virruso che addormenta, Agnello gliela ruba, recupera Virruso, 12 secondi alla fine, calcio d'angolo Vigor. Che cosa stava combinando Virruso? Pericolosissima questa palla persa. Alessi inciampa sul pallone, porta vuota, calcio alla rosa a 5 secondi dalla fine, non la chiude il tram finale al cardiopalm, deve battere Alessi alla porta, gioca su Agnello, 3, 2, 1, è finita, è finito, non fischia ancora il direttore di gara, ma deve soltanto battere Virruso affinché arrivi il triplice fischio che arriva adesso. Suono della sirena, 3 punti a casa per il tram, partita soffertissima, ci ha creduto fino all'ultimo la Vigor San Cataldo, onore a loro, ma a casa i 3 punti se li portano i padroni di casa che restano attaccati alla vetta. Un saluto dalla Sportisti e una buona serata da parte di Davide Sgroi.